pasta pasticciata al forno con ragù e formaggio, un'insalata di pomodori e basilico freschi freschi dal giardino, caponatina di verdure con zucchine, melanzane e peperoni e infine arrosticini. Ottimo pranzo, ma cosa ci mettiamo in abbinamento? Allora, oggi ho pensato a un Merlot Corvina, quindi un uvaggio un po' particolare. Abbiamo un Merlot che è un vitigno internazionale e il Corvina che invece è il vitigno principalmente utilizzato per la produzione dell'Amarone della Valpolicella. Andiamo subito a degustarlo. Guarda che bel colore, guarda che bel rosso intenso, un bel rosso rubino, bello bello proprio corposo, non si vede attraverso, molto molto interessante. Portiamo a naso. Abbiamo dei sentori di frutta bacca rossa sotto spirito, sarà che magari 2016, quindi comunque c'è un po' di invecchiamento del prodotto, ma andiamo a vedere in bocca come reagisce. Mm. Vinello, nel senso non eccelso, un buon prodotto, buono da pasto, da tavola, però niente di eccezionale, sicuramente un buon rapporto qualità-prezzo. Ci vediamo alla prossima degustazione e ricordati di bere senza perdere la dignità.